Siamo a Valle Vecchia, l'azienda agraria importante di Veneto Agricoltura, che è anche un'oasi naturalistica sita tra Caorle e Bibione, 800 ettari tra natura e agricoltura, dove si fanno sperimentazioni di vario tipo, anche per quanto riguarda l'attività apistica. Vedete in questo momento degli apiari che sono stati aperti. Il tema di questo, che è all'interno di un progetto europeo che si chiama Bee Diversity, ovvero la biodiversità delle api, è sostanzialmente la varroa, che è questo grande flagello che ormai da anni sta colpendo tutti gli apiari al mondo sostanzialmente. Ma qui c'è una sperimentazione all'interno appunto di questo progetto che vuole dare una risposta, vero Silvano Cossalter di Veneto Agricoltura? Sì, hai proprio ragione, caro Mimmo. Noi cerchiamo di proporre agli agricoltori, in sintonia già con quanto stiamo facendo in azienda, quindi attuando delle pratiche di agricoltura integrata, di difesa integrata delle nostre colture, di gestione il più possibile naturalistica della nostra oasi. Anche per l'apicoltura vogliamo dare un segnale e far capire agli apicoltori che si può controllare questo acaro che infesta gli alveari in maniera del tutto naturale e biologica. Quello che stiamo facendo stamattina è proprio questo. Quindi è un'attività formativa, perché vediamo delle persone qui. Sì, abbiamo riunito un gruppo di apicoltori che hanno aderito alla nostra iniziativa, la prima di molte iniziative che seguiranno nel corso del prossimo periodo, dei prossimi anni, e ai quali stiamo facendo una formazione in campo diretta su alcune tecniche di controllo effettivo della varroa, controllo meccanico e quindi biologico della varroa. Quindi per esempio mi pare che una delle soluzioni è quella di costituire sostanzialmente nuovi alveari, quindi prendete, e se ce lo spiega cortesemente, prendete le regine e fate che cosa? Allora, in questo caso noi stiamo ingabbiando le regine. Per riuscire a colpire la varroa noi dobbiamo per forza liberare la varroa, quindi farla uscire dalle celle. Le celle non devono essere percolate, quindi chiuse le celle dove ci sono le larve. La varroa si riproduce all'interno di queste celle e nelle vicinanze delle larve, deformandole, però esce quando escono le api. Allora noi dobbiamo far sì che la regina per un certo periodo non deponga uova, o comunque le deponga in un'area confinata che poi successivamente verrà eliminata, per pulire l'alveare, quindi aprire l'alveare. Dopodiché interverremo con delle sostanze naturali che ci permettono di abbattere la carica di varroa che nel frattempo è uscita dalle celle. Sostanze che non intervengono sul miele, sulla cera, quindi sui prodotti dell'alveare? Assolutamente non lasciano alcun residuo. In questo caso utilizzeremo dell'acido ossalico, è un prodotto mirato, colpisce soltanto la varroa, la fa cadere, la tramortisce, la uccide, ma non lascia alcun residuo né sulla cera, né sulle api, né sui prodotti dell'alveare, né sul miele. Quindi è un prodotto assolutamente biologico. Ecco, parliamo allora in conclusione di Bee Diversity, questo progetto europeo che vede Veneto Agricoltura leader. Sì, Bee Diversity è un progetto nato un paio d'anni fa e che ha iniziato a svilupparsi presso di noi, presso la nostra azienda nella scorsa stagione, e che quest'anno è entrato nella pienezza delle proprie attività. È un progetto che comprende diversi partner, alcuni italiani, alcuni partner friulani, l'università, il polo tecnologico di Pordenone, ed alcuni partner invece sloveni, l'università di Lubiana, il polo tecnologico di Crani e quant'altro. E quindi 5 partner che hanno un unico obiettivo, quello di testimoniare, di valutare le attività agricole e naturalistiche in funzione della salvaguardia delle api. Come si diceva prima, per esempio, noi abbiamo l'obiettivo è quello di valutare se i protocolli
di agricoltura integrata e quindi di difesa integrata delle nostre colture agrarie che abbiamo qui a Valle Vecchia sono bee friendly, cioè sono amici delle api, nel senso rispettano le api o non le rispettano. Per fare questo abbiamo posizionato diverse stazioni di monitoraggio dotate di tecnologia elettronica per la rilevazione anche da remoto e in continuo di alcuni dati, tra cui il peso e il volo delle api, il numero di voli giornalieri delle api. Da qui riusciamo a capire anche da remoto se le nostre stazioni sono in situazione ottimale o se invece è intervenuto qualche problema. Esempio, un calo improvviso di peso cosa può denotare? Può denotare una perdita di api all'interno dell'alveare, che può avvenire o per sciamatura, ma può avvenire anche perché sono state a contatto con delle sostanze contaminanti che le hanno fatte morire. In questo caso potrebbero essere delle sostanze che noi utilizziamo sui nostri campi. Quello che abbiamo raccolto come primo anno di rilevazione è evidente e lo possiamo dimostrare, è che i protocolli che noi attuiamo in questa azienda sono rispettosi delle api. Non abbiamo notato morie particolari di api, non abbiamo notato abbassamenti di peso, anzi abbiamo notato che le nostre api stanno bene, nonostante la stagione non sia stata delle più propizie dal punto di vista climatico. Queste sono le famose arnie elettroniche. Arnie elettroniche, sì, esatto, le tecnologie vengono definite arnie elettroniche. È un po' improprio il termine, si tratta di una tecnologia applicata a un'arnia convenzionale. Rileva peso, numero di voli, temperatura interna e temperatura esterna, piovosità, umidità e frequenza del volo delle api, quindi gli hertz e quant'altro. E poi sono tecnologie che sono implementabili, quindi potremmo in teoria anche implementare altri rilievi. Quindi questo progetto è un grande aiuto al mondo apistico e agricolo e vede Veneto Agricoltura leader da questo punto di vista. Certo. Noi chiaramente ci proponiamo come leader non solo del progetto ma anche dell'attività. È chiaro che leader significa gestori di un'attività. Oltre a questo abbiamo anche un'attività chiaramente assieme ad altre strutture regionali che sono le associazioni degli apicoltori, l'Istituto Zooprofilattico. Stiamo cercando di mettere assieme un gruppo operativo che ci consenta di tenere sotto controllo, di dare indicazioni agli apicoltori molto puntuali, molto precise durante la stagione su come evolve la stagione e su come gestire i propri alveari.